Ma no, certo. molto eccoci colto, qua, siamo ritornati in studio. Allora iniziamo questa nostra serata dedicata alla libertà di informazione, alla libertà di stampa, il giornalismo di inchiesta, questo sconosciuto. Cosa dici, Alessia Cerantola? Questo genere che deve un attimo essere rivalutato secondo molti aspetti. Diciamo che poi parlare di giornalismo, parlare di inchiesta dipende sempre da chi ne parla, da come si usa. Credo dipende anche da che concetto si ha del giornalismo di inchiesta. Ce ne sono tanti diversi e ce ne sono alcuni che credo meritino di essere finanziati e sostenuti in modo molto corposo. Un giornalismo di inchiesta che spesso, dopo parleremo dei casi, dà fastidio ai potenti, diciamo così, no? E in questi giorni, in questi ultimi anni, lo abbiamo visto ad esempio col nuovo Presidente degli Stati Uniti, giusto un anno da quando è entrato in carica. Trump ancora in campagna elettorale si lamentava della stampa. Abbiamo preso un pezzettino di un suo intervento quando appunto parla del New York Times, e vediamo che cosa ha detto. I'll tell you honestly, I'm not running against crooked Hillary Clinton. I'm running against the crooked media. That's what I'm running against. These are the most dishonest people. The good news is I put down failing at New York Times. The newspaper's going to hell. They've got a couple of reporters in that newspaper who are so bad, lack of talent, but it's going to hell. So I think maybe what we'll do, maybe we'll start thinking about taking their press credentials away from them. Maybe we'll do it. I think so. Ecco, queste allora le parole di Donald Trump. Allora, media corrotti, giornalisti scadenti, chissà che il New York Times vada in malora. Nel 2016 appunto stava in campagna elettorale con Hillary Clinton. Questo poi dopo il problema è che non era la campagna elettorale soltanto, ma quella campagna elettorale l'ha vinta Donald Trump, e da allora in un anno è incredibile come forse abbiamo quasi iniziato già ad abituarci, o si può introdurre il concetto di assuefazione rispetto a un certo registro che Donald Trump ha usato. Quella promessa che abbiamo appena visto, quella minaccia, toglieremo gli accrediti, la realizzò puntualmente in una delle prime conferenze stampa della Casa Bianca, quando vennero ammessi a seguire la conferenza con l'accredito ufficiale media, come si può dire, non proprio innestati nella grande tradizione del giornalismo americano, come Breitbart, che è un sito di informazione online assai discusso, molto vicino alla cosiddetta alternative right, quindi la destra estrema americana, che sta alla destra del Partito Repubblicano, e che Donald Trump cavalcò moltissimo, anche se adesso uno dei suoi esponenti, Steve Bannon, è caduto in disgrazia. Lì si potrebbe capire se è una questione di normalizzazione e di fine dei giochi o di parentesi temporanee. Questo non è ben chiaro se sia stato Bannon a usare Trump o Trump a usare Bannon, questo bisognerebbe vederlo. Quello che è sicuro è che quello che viene raccontato, quello che avete mostrato adesso, si è verificato poi, perché oltre a lasciare ad accreditare Breitbart, tolse Trump notoriamente l'accredito stampa ad alcune testate americane, accusandole di tutto questo. E non è un caso che questo è il presidente che per la prima volta dagli anni '20 non si è presentato alla celebre tradizionale parata della democrazia della stampa americana, che è la White House Correspondents' Dinner, la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che è un po' la grande scena sulla quale si è sempre mostrato che tutto sommato gli Stati Uniti erano pur sempre una democrazia, in cui il presidente incontrava
i giornalisti, accettava una forma di satira e di scherzo che veniva fatto su di lui, il potere dunque accettava la contestazione pubblica. Quest'anno per la prima volta Trump non si è presentato, e la sua sfida non è dimostrare che aveva torto lui a non andarci, ma che avevano torto i giornali a trattarlo male e quindi a costringerlo a non andarci. Certo. Professor Casen, sono atteggiamenti che spaventano. Ogni presidente ha il suo carattere, naturalmente. Diciamo che la democrazia negli Stati Uniti è abbastanza radicata e che quindi non è questo che cambierà le sorti degli Stati Uniti. Quello che lascia pensare, per esempio, che si sono aperti i segreti della morte di John Fitzgerald Kennedy, ma poi questo presidente che aveva promesso di raccontarci com'era andata la storia non ci ha raccontato nulla. La seconda cosa è che oggi c'è un'evoluzione dell'informazione che avviene attraverso la rete e che tende a scalzare le testate giornalistiche. Allora quella è una buona cosa, che la gente si possa collegare e comunicare tra loro. Però questa non è un certo tipo di informazione che non ha nulla a che fare con l'informazione istituita dalle testate giornalistiche e dai media, diciamo, ufficiali. Per quale motivo? Perché non è una informazione spontanea, dovrebbe essere un'informazione che segue determinate regole molto rigide e che l'editore e naturalmente il direttore del giornale si impegna ed è impegnato a dare l'informazione ai lettori o agli telespettatori. Questa è una cosa molto importante perché è la professionalità che crea l'informazione e non solo la spontaneità dell'informazione di per sé stessa. Certo, certo. Allora, libertà di stampa, a rischio appunto anche alla luce di questo atteggiamento. Una delle domande che è stata fatta a Spielberg durante la conferenza stampa è stata proprio questa: come mai ha prodotto questo film in questo momento? Gli è stato chiesto. La libertà di stampa è veramente a rischio? Sentiamo come ha risposto. Io credo che la libertà di stampa sia un diritto che consente ai giornalisti di essere i veri guardiani della democrazia. Questo è quello che mi è stato insegnato quando ero piccola e secondo me resta una verità incontrovertibile. Se guardiamo a posteriori i fatti del 1971, quando Nixon ha cercato di negare questo diritto di pubblicare, di diffondere, di rendere noti i Pentagon Papers, e addirittura c'è voluto un giudizio, una sentenza della Corte Suprema, in quanto la Corte d'Appello, una Corte meno importante, aveva di fatto impedito al New York Times di proseguire con la pubblicazione. Quello è stato veramente un atto inaudito, era la prima volta che accadeva dalla guerra civile americana. Oggi ci troviamo ancora una volta a osservare la minaccia reale per quello che riguarda la libertà di stampa, e questo fa sì che ci sia una rilevanza assoluta tra quei fatti del 1971, e se invertiamo un attimo il pendolo, io la storia l'ho scoperta grazie alla sceneggiatura di Lisanne e Joseph Singer proprio nel 1917, quindi questa inversione di numeri è assolutamente attuale. Alessia Cerantola, c'è questo rischio? Il rischio della libertà di stampa? Sulla libertà di stampa, di una stampa che viene censurata, diciamo. Ma i primi a censurarla sono i giornalisti, secondo me. Non dobbiamo tanto guardare a sistemi, ci sono sicuramente delle forme di controllo, ma siamo noi stessi intanto prima di tutto a dover rivedere un attimo il nostro lavoro che anche non è quello di andare a ripetere continuamente quello che dice l'ultima battuta di Trump. Io su questo sono un po' estrema, devo dire, per me quasi credo di non averlo mai citato, forse è una delle prime volte che uso la parola Trump pubblicamente.
provocatoriamente, un po' esagero, però per dire continuiamo diciamo che sempre più spesso guardiamo a una superficie e invece non ci concentriamo su quello che veramente dovrebbe essere il nostro lavoro, appunto quello di andare a fondo. E io lo vedo molto poco, vedo sempre più superficialità, vedo sempre più diffusione di un giornalismo facile, veloce, alla portata di tutti, anche da parte di quelli che dovrebbero essere i professionisti. Io credo che dovremmo un attimo rallentare, anche nella produzione, anche in tutto quello che facciamo, e andare un po' più a fondo. Quindi questa è una delle basi, secondo me, per ricominciare a parlare di libertà. La rete, come diceva prima il professor Casen, che ruolo ha in tutto questo? Io su questo sono abbastanza, per me non fa una enorme differenza tra professionisti. Sicuramente ci vuole la professionalità di un giornalista, ma che sia espressa attraverso la rete, che sia espressa attraverso un canale diciamo tradizionale, di giornalismo tradizionale, non fa grossa differenza. Quella che lo fa è proprio la qualità, diciamo, e l'approfondimento che si fa per ogni tipo di informazione che poi si va a dare, per cui ecco, io credo che una volta che esce un prodotto di una certa, un'inchiesta ad esempio, o comunque un reportage, qualcosa di fatto in modo accurato, qualsiasi sia stato il modo attraverso cui sia stato diffuso, se pensiamo ad esempio, parlando anche prima di guerra, no? Pensiamo a uno degli ultimi esempi che sono usciti dal New York Times, cioè l'inchiesta che loro hanno fatto, pubblicata soltanto sul web, sulla vendita di armi da parte dell'Italia, che poi vengono utilizzate in Yemen, no? Un servizio che qualche settimana fa ha fatto un enorme scandalo, certo, di cui una buona parte noi sapevamo, una serie di informazioni non era completamente nuova, ma la ricostruzione che loro hanno fatto attraverso questi 6 mesi di inchiesta è stata comunque trasmessa attraverso la rete, quindi insomma la rete è anche questa. Certo. Francalongo, c'è superficialità allora nell'informazione, e come diceva lei... Alessia l'ha detto in una maniera molto chiara, che molta responsabilità è dei giornalisti, cioè noi abbiamo visto dagli anni '80 in poi una quiescenza della stampa al sistema politico scandalosa. Hanno governato tutti i processi di informazioni, dopo è nata la rete, però anche la rete, di chi è in mano alla rete? Cioè noi sappiamo la rete per esempio di Facebook, a chi vende i dati, perché, quali dati, quali filtri? Quindi è una cosa molto pericolosa questo. Per esempio quello che ho visto in Facebook, Zuckerberg che ha fatto un accordo privato con lo Stato di Israele per vendergli i dati o trasmettergli i dati chi mette dei post anche critici nei confronti di Israele. Cosa risponde Zuckerberg? Lui tranquillamente fa degli accordi con i governi. Quindi quando chi ha in mano uno strumento del genere e vende a mia insaputa i miei dati o le mie opinioni in una posizione strategica come ce l'ha un editore di quel tipo, io mi domando dov'è la libertà di espressione non solo della stampa ma anche delle persone. Perché se io so che usano strumentalmente a mio danno una mia opinione, mi condizionano nell'espressione critica della mia capacità critica nei confronti di chi governa. Quindi siamo in una situazione molto delicata, vedo che c'è acquiescenza comunque dei sistemi di informazione, salvo qualche rara eccezione di un giornalismo d'inchiesta, che però è un giornalismo d'inchiesta isolato, non riesce a fare sistema, è disaggregato tra agenzie, perché oggi il giornalismo come si fa? Leggono le varie agenzie, ANSA o Reuters, mettono insieme un po' le notizie e scrivono a tavolino, cioè il giornalista non va più a verificare le situazioni sul territorio. Quindi ben venga il giornalismo d'inchiesta, quasi quasi sono degli eroi per certi aspetti, perché pagano di persona determinate situazioni
e quindi va dato merito a questo. Pagano sempre di persona chi fa indagini di questo tipo, ma pagano di persona anche tutti i lavoratori che denunciano situazioni di corruzione all'interno del proprio ente, che non rientrano nella categoria del giornalismo, ma fanno fatica ad arrivare anche ai mezzi di informazione, perché queste corruzioni che sono di sistema, quando arrivi ai mezzi di informazione di quella stampa acquiescente, non fanno nessun scandalo. Prendiamo per esempio la questione delle bombe dello Yemen. Quante volte l'abbiamo letto noi nei giornali italiani? Cioè, ci sono delle associazioni, ci sono degli enti che denunciano il fatto che delle bombe che partono dalla Sardegna verso lo Yemen, che è una guerra anche qua per via della mascheratura della stampa, certo, una guerra terribilissima, di cui inutile, fatta per una questione interna dell'Arabia Saudita. Quindi io sono molto ma molto perplessa, e qui mi riaggancio alla questione anti-29, cioè la distanza sempre tra la gente e le elite che ci governano. Siamo in una situazione identica e voglio riaffermarlo questo principio, perché tutti quanti stiamo mettendo nelle orecchie in una maniera sempre più frequente il concetto di terza guerra mondiale. Attenzione su questo, perché il linguaggio alla fine crea opinione. Quindi certo, professor Casa, se aspettiamo una terza guerra mondiale come è stata che somigliasse alla seconda, credo che ci sbagliamo. No, è diversa senz'altro, perché siamo in guerra e non lo sappiamo. È chiaro che è una guerra di interesse, è una guerra di mercato, perché il mercato che funziona in questo momento è il mercato, come al solito, occidentale. Crea valuta, crea ricchezza e naturalmente va a scapito dei paesi più poveri, che vuol dire Africa. Poi ci lamentiamo dell'invasione, di questa invasione da parte dell'Africa, da parte dell'Oriente, e non ci rendiamo conto che invece siamo noi coloro che provocano, non dico noi come cittadini, ma noi come stati, che provochiamo questa situazione. D'altro canto noi abbiamo bisogno di petrolio e siamo i più alti consumatori di idrocarburi di tutto il resto del pianeta. Di conseguenza abbiamo bisogno di una materia prima tanta e che costi poco, perché altrimenti va a intaccare quello che è l'economia dell'Occidente. E da qui il conflitto. Però sta nascendo un altro paese, sta venendo fuori, non nascendo, ma sta emergendo sul mercato, c'era prima perché è millenario, la Cina, la quale sta conquistando il mondo con la nostra valuta, facendo un gioco che ce lo potrebbe spiegare solo Schacht, che fu il grande economista che ribaltò l'economia della Germania dal 1933 al 1943. Certo. Alessia, sulla Cina, tra l'altro, anche qua un'altra responsabilità nostra dei media, nel senso, io poi sono orientalista, sarei nipponista di formazione, per cui ovviamente l'interesse mio è sempre stato concentrato in Estremo Oriente. Il dramma, anche come giornalista che ho spesso vissuto, soprattutto con le testate italiane, è stato quello di far passare l'importanza che ha l'Estremo Oriente, no? Cercare di occuparmi di temi di cui per mia formazione sono sempre, anche zone del mondo che ho sempre frequentato, per, appunto, giornalisti per interesse lavorativo, si trovano delle barriere, cioè quindi è anche difficile, anche nonostante la nostra volontà a volte, no, cercare di far conoscere le persone delle realtà di cui sappiamo ci sono dell'importanza, c'è una forte importanza, poi ci ritroviamo in un certo momento che queste entità come la Cina, piuttosto che altre realtà, che sembrano piovute dal cielo, non capiamo come funzionano, ma siamo noi stessi. Cos'è che non si racconta? Cos'è che non si dice? Cos'è che non emerge? Prendo spunto da una ricerca che è stata pubblicata proprio qualche giorno fa dalla Pew Center, che rivela che l'Italia è il paese al mondo che ha minore interesse nella politica straniera.
siamo all'ultimo posto, quindi insomma ogni tanto abbiamo dei primati che sono comunque che è giusto ripetere, ma nulla di tutto questo era sconosciuto, noi ce ne rendiamo soprattutto conto noi magari che facciamo esteri. Noi vediamo ancora molti paesi con stereotipi, pacchetti di idee che ci arrivano dal passato e che continuiamo a ripetere perché ci coccoliamo nell'idea che questi paesi siano rimasti quello che erano un tempo, no? E non andiamo ad approfondire, non facciamo ad esempio programmi che vadano a verificare o a seguire ad esempio le politiche di questi paesi che sono in qualche modo poi influenzano la nostra quotidianità, perché vediamo flussi di persone che arrivano sia con capitali sia umani, di cui però non sappiamo nulla, o se non ovviamente sempre quei pacchetti di conoscenze che sono un po' frutto di conoscenze del passato, un po' stereotipi, un po' insomma ci sono dei luoghi comuni, quindi, che insomma ricorrono, si continuano a riproporre anche se la situazione è completamente diversa. Per non parlare soprattutto poi dell'Asia, che è molto tra i vari aree del mondo sconosciute, tra le più sconosciute credo ci sia l'Asia, e quindi ecco, noi continuiamo a ignorare queste cose, e poi con delle conseguenze che sono catastrofiche anche dal punto di vista economico, se vogliamo metterla anche dal punto di vista su questo piano. Ecco, in questo diciamo che come giornalista in prima persona posso dire che è molto difficile cercare di convincere anche editori italiani a spostare l'attenzione su questi temi. Certo, e magari presentare qualcosa di anche di diverso da quello che si è abituati a sentire. Ma investire anche su questo. Certo, questo è il grosso problema. Ma andiamo a sentire invece come è stato accolto questo film The Post negli Stati Uniti. Risponde sempre il regista Steven Spielberg. Da parte della stampa americana abbiamo avuto tantissimo sostegno e manifestazioni di supporto al film, una stampa che quasi quotidianamente deve respingere gli attacchi che subisce dall'amministrazione, che deve lottare contro la disinformazione, che troppo spesso vede usare etichette molto facili come fake news nel momento in cui una storia che viene pubblicata non piace al Presidente. Ma il film ha incontrato molti consensi, al di là del messaggio politico e della difesa della libertà di stampa. Lo ha fatto soprattutto per la figura di Catherine Brown, per questa donna che è stata così meravigliosamente interpretata da Meryl Streep, una donna che si è trovata ai vertici della sua professione con una grande difficoltà nel trovare una voce che le permettesse di farsi avanti e di farsi valere in un mondo governato dagli uomini, sia all'interno della professione che nella società stessa, finché appunto in un momento così cruciale questa voce l'ha trovata mettendo tutti al loro posto, e credo che il nucleo emotivo della storia del film riguardi proprio questa figura di donna che riesce a essere se stessa e a trovare una voce. Devo dire anche che per la prima volta nella mia carriera mi sono trovato a ritrarre un rapporto umano complesso come quello che è esistito realmente tra Catherine Brown e Sasha Barry, e veramente ho avuto una enorme fortuna di avere due attori grandiosi come Tom Hanks e Meryl Streep per interpretare questi due personaggi. Allora Spielberg, Spielberg appunto dice che parla di disinformazione, di fake news, e parla anche di questo ruolo di donna particolare, Franca Longo. No? In un momento... dobbiamo dire che come editrici non ce ne sono donne, e neanche direttrici di testata, cioè, questo è un fatto che bisogna registrarlo. Resta un mondo è un mondo maschile. Si accennava prima a una visione dei paesi dell'Asia nel modo stereotipato, però lo stereotipo ci governa, cioè noi siamo dentro degli cliché attraverso il quale noi vediamo il mondo, vediamo l'estero, vediamo l'uomo, vediamo la donna. Sono questi cliché che ci orientano nella visione.
E la questione che ha posto Spielberg sulla questione del fatto che sia stata una donna ha un doppio valore, prima di tutto perché vuol dire che era riuscita in certo qual modo a emergere in un mondo esclusivamente maschile. Noi guardiamo i consigli di guerra, guardiamo i governi in generale, come sono fatti, vediamo Trump, cioè l'ultimo venuto, noi vediamo solo uomini. L'approccio che ha la cultura maschile, che è molto sedimentata da millenni di struttura, da uomo forte, coraggioso e cacciatore e guerriero, e continua in una maniera molto più civile, perché ci mettiamo giacca e cravatta oppure ci mettiamo in tubino nero, ma il sistema è uguale, cioè l'uomo si misura sempre attraverso la questione della forza, la questione degli interessi, in una maniera gerarchica, non in una maniera trasversale. L'America, il concetto di potere è molto forte, come tutti gli stati d'altra parte, però si dice che il potere è maschio, c'è poco da fare, è questo. Il Presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, si presenta come il padre, come il capo, come una questione, come una famiglia, che è sempre patriarcale. È questo il punto. Quindi sorprende il fatto che una donna emerga, è la sorpresa che sorprende. È incredibile questo fatto, quindi ben venga questo. Il fatto che sia una donna, e l'attrice stessa, che è Mary Streep, che ha avuto anche la capacità sia di interpretarlo, è una grandissima attrice, ma di dare valore a una figura che c'era, ma anche poi di rappresentarla nelle sedi successive, cioè l'ha usato come strumento, certo, quindi questo certo. sarà probabilmente Dopo... il termine successivo. Sì. Certo. Francesco Chiamulera, allora Spielberg metteva in evidenza anche la problematica legata alla veridicità dell'informazione. Beh sì, diciamo che la grande questione sollevata dal film, ma che in realtà ha occupato anche altre pellicole, altri temi di riflessione culturale negli Stati Uniti in questi anni, a me viene in mente Truth, che è un film che è uscito 2 anni fa, che tratta di un clamoroso caso di inchiesta giornalistica condotta a suo tempo da grandi giornalisti televisivi negli Stati Uniti invece dell'era George W. Bush, quindi nei mesi che precedettero la rielezione di Bush nel 2004, in cui tutti noi siamo portati a fare il tifo evidentemente per i giornalisti che sono protagonisti e che lottano sinceramente per una idea che hanno, che li muove, come è legittimo in ognuno di noi essere mossi da ideali, e però al tempo stesso anche che cercano riscontro delle proprie prove evidentemente contro l'amministrazione in carica Bush. Poi lì c'era una questione complessa che adesso non abbiamo il tempo di ricostruire, ma lì l'happy ending che abbiamo invece qui, che è un riscontro storico effettivamente il poi risultato c'è, in quel caso là invece dell'amministrazione Nixon, in quel caso lì non ci fu, e anzi addirittura ci fu un clamoroso tracollo di credibilità per quei giornalisti, però è interessante perché il film non è un film... Mi pare che uno fu licenziato uno dei grandi volti della televisione americana, e anche gli altri ebbero dei ruoli molto minori dopo, perché si fondarono su una fonte che all'ultimo momento si rivelò una fonte che aveva fabbricato una parte delle proprie notizie. Ora la situazione, la vicenda è piuttosto complessa. Quello che volevo aggiungere rispetto anche a quello anche che qui detto, c'è una donna, tra l'altro, sì, la produttrice, una grande giornalista, ma qui è stata detta una cosa molto interessante riguardo al modo in cui noi stiamo in qualche maniera camuffando il conflitto, cioè quello che è affascinante rispetto alle dinamiche del Novecento che sono raccontate in questi film, che conosciamo perché è la storia, è che la democrazia si nutre del conflitto, evidentemente, del conflitto si intende in questo caso di idee e di visioni. Una volta che noi
aboliamo l'idea attraverso l'autocensura, attraverso i meccanismi per i quali i social network effettuano delle operazioni di camouflage delle notizie o trasmettono delle informazioni indebitamente a degli organi governativi, e quindi noi ci autocensuriamo, come diceva inconsciamente o consciamente ci autocensuriamo, come diceva Franca Longo, avviene il ribaltamento di quella bella dinamica novecentesca che era stata invece il conflitto delle idee sulla quale si nutriva, della quale si nutriva la libertà di stampa. A me viene in mente un episodio di una persona che ho avuto il privilegio di conoscere personalmente, col quale ho avuto la possibilità di dibattere, che è Can Dündar, che è un grande giornalista turco, già direttore di Cumhuriyet, che era il giornale di opposizione, che è il vero giornale di opposizione al governo, e oserei anche dire, tanto siamo in un clima di assoluta libertà in questa trasmissione, della dittatura che c'è in Turchia in questo momento, della semidittatura, chiamiamola come vogliamo, che c'è in Turchia. Can Dündar, esiliato dal suo paese, autoesiliato dopo una situazione nella quale rischiava letteralmente per la propria vita per avere denunciato il trasferimento di armi da parte del governo Erdogan all'ISIS oltre il confine, almeno lì si vede ancora dove stanno i buoni o i cattivi, o, se non vogliamo mettere in questi termini, dove sta coloro che denunciano e coloro che invece opprimono la stampa. Non sto augurandomi e non sto augurando a nessuno di fare la fine della Turchia, dico solo che però almeno il conflitto è ancora manifesto. Quello che dovremmo temere di più è quando questo conflitto viene mascherato e non lo possiamo vedere perché viene soppresso prima, e in fondo il merito di produzioni cinematografiche come quella di cui parliamo stasera è ancora di ricordare che però questo conflitto c'è, anche se noi lo nascondiamo o non lo vogliamo vedere. Certo, uno dei ruoli di spicco è quella del direttore, no? Interpretato da Tom Hanks, un direttore molto determinato, deciso, che vuole assolutamente la notizia. Sentiamo Tom Hanks. Il grande Ben Bradley era un uomo molto competitivo. Aveva una grande passione, una grande determinazione ad avere non una storia quasi volta, ma la storia. Nel giugno 1971 il Washington Post era praticamente in una competizione quasi testa a testa con Washington, che era l'epoca il quotidiano numero uno a Washington DC. E l'idea che il New York Times potesse avere una storia che invece il Washington Post non aveva, teneva a sveglio Ben Bradley la notte, perché questa cosa lo faceva impazzire. E una delle scene più divertenti, quando sono nella sala del Consiglio leggendo i rapporti del New York Times, gli articoli del New York Times, Ben Bradley dice: noi siamo gli ultimi e siamo gli ultimi a casa nostra. We understand what that means, Italian people? Do we know? Can we understand? Yes, okay, so we're on top. Essere secondi a casa propria. That was a great fun scene to get, because right there was all the passion as well as the challenge that was left. Questa è stata una scena fantastica, anche perché lì c'era tutta la passione, ma anche questo senso, la percezione appunto della sfida, che poi è quella che guida tutto il resto del film. Anche se sei direttore di un giornale che è gratuito, puoi arrivare in fondo. Allora, questa determinazione, questa voglia di emergere, il fatto che non voleva una storia, lui voleva la storia, questo non lo faceva dormire di notte, soprattutto non lo faceva dormire di notte il fatto di essere direttore di un giornale che era secondo. Ecco, professor Casen, forse oggi al giornalismo italiano magari manca ancora questo spirito, questa determinazione. No, non è che manca, non è mai esistito. Allora, attenzione, questo è un esempio di uno Stato come gli Stati Uniti, con tutti i pro e contro di uno Stato complesso come sono gli Stati Uniti, ma è la dimostrazione che alla fine qualcosa può emergere. C'è la possibilità che questo avvenga. In altri Stati, compresa l'Italia, questo non potrà mai avvenire. Allora, bisogna dare atto che gli Stati Uniti ci hanno portato la democrazia e hanno imposto la democrazia all'Europa, dopo che migliaia di anni l'Europa ha fatto un conflitto dopo l'altro. Dall'invenzione delle crociate, no? Che in nome di Dio si andava a massacrare gli altri,
fino alla seconda guerra mondiale è stato un disastro uno dietro l'altro. E l'informazione non c'era e non c'è mai stata in Italia. Se c'è stato cominciato a esserci un po' di informazione è stato dopo la guerra, quando finalmente gli Stati Uniti ci hanno imposto la democrazia, perché se stava agli italiani, non ai cittadini che sono vessati dal potere, se stava ai quelli a cui restava in mano il potere, non sarebbero mai riusciti ad avere la democrazia che abbiamo oggi. Purtroppo gli Stati Uniti si appoggiarono a un partito di centro che dimostrò che della democrazia ne ha fatto quello che ha voluto. E ne ha fatto quello che ha voluto perché dal 1945 al 1994 l'informazione era ben celata e non si muoveva. L'unico che è riuscito e ha avuto un grande merito è stato Scalfari, che ha messo in piedi un giornale come Repubblica che ha cominciato a parlare di quelle cose che tutti gli altri giornali non parlavano. E questo è stato un grande merito, anche se poi ha dovuto cedere la testata ad altri, perché ovviamente il tempo passa e non sempre si ha l'energia per tenere in piedi un giornale di quel tipo. Oggi abbiamo un altro giornale che ha coraggio, di cui poi ciascuno può pensare e giudicare a modo suo, che è il Fatto Quotidiano. È una realtà che ci prova a dire le cose come stanno. Forse non sempre riesce a trovare la strada giusta, forse a volte si può porre a dei convincimenti di un certo tipo piuttosto che un altro, ma diciamo che oggi è il giornale che meno condizionato, perché purtroppo Repubblica, essendo stata in mano a De Benedetti, abbiamo visto come la usa per poter fare gli affari suoi. Quindi diciamo che quando dietro a una testata giornalistica c'è un interesse che si sovrappone molto più grande della testata stessa, a questo punto la testata chiaramente diventa un evento secondario rispetto a quello che invece dovrebbe essere la sua funzione. Certo. Tra l'altro, se posso dire, è proprio clamoroso che si parli adesso, mentre si parla del rapporto come nel film The Post, che The Post ovviamente viene da Washington Post, il giornale, è un rapporto bellissimo di sinergia, quasi di simbiosi tra un editore e un direttore che si confortano a vicenda pur nei loro conflitti, anche se ritratti in maniera molto umana, però insomma lavorano insieme. Vedere l'idillio spezzato, se mai di idillio si è trattato, tra De Benedetti e Scalfari, che va in diretta, come è successo l'altro ieri, in diretta televisiva, in cui volano gli stracci e quasi gli insulti pesanti, è abbastanza clamoroso di come dovremmo pensare che è ridotta l'informazione stampata, no? In cui De Benedetti dice a Scalfari: gli ho dato un pacco di soldi, un pacco di miliardi, mi dovrebbe gratitudine. Adesso noi possiamo pensare quello che vogliamo sia di De Benedetti che di Scalfari. È sicuramente però, per chi ha ancora una vaghissima idealistica novecentesca nostalgia per la carta stampata, uno spettacolo di un deprimente che fa spavento, insomma, rispetto a quello che adesso stava anche venendo detto. Certo, sentiamo anche cosa ha detto Spielberg del ruolo del direttore, diciamo, di questa figura. Il Washington Post, appunto, come è già stato detto, nel 71 era un giornale di secondo ordine, per così dire, rispetto al Washington Star, che era davvero la star nell'editoria e nel panorama dei quotidiani di Washington. Ma Ben Bradley aveva una tale fama, un tale appetito, e questo appetito e questa fame lo hanno davvero alimentato la sua predisposizione al punto di spingerlo a sfidare il New York Times, che era allora, come peraltro è tuttora, il più grande quotidiano degli Stati Uniti. Ed è stata proprio questa sua voracia, questo suo appetito, questa sua fame a spingerlo a cercare di immaginare un futuro grandioso per il Washington Post, che in qualche modo facesse emergere lui, un giornale che merita di avere un direttore come Ben Bradley.
Bradley. Ecco qual era il suo punto di vista e cosa lo ha spinto a cercare un livello di competitività estrema di sfidare il New York Times, che appunto aveva pubblicato per primo. Questo suo modo di essere gli è poi valso durante tutto lo scandalo del Watergate, quando ha tolto assolutamente tutti i freni, lasciando che sia Woodward che Bernstein pubblicassero. È riuscito a spingere il suo editore, quindi Kate Graham, a guardare in grande, a immaginare che il Washington Post potesse diventare un grandissimo quotidiano, cosa che effettivamente è successa proprio con la pubblicazione, l'aver reso noto lo scandalo del Watergate, che poi ha portato alle dimissioni del Presidente. Le dimissioni del Presidente Nixon. Alessia Cerantola. Allora, anche qui torniamo su questa figura di un direttore particolarmente forte, ma anche coraggioso insieme all'editore in questo caso. Abbiamo sentito prima il caso invece di un'altra vicenda che finisce con un licenziamento e poi con le dimissioni. Prima si diceva che chi fa giornalismo d'inchiesta paga sulla propria pelle, qua è così? Beh, direi di sì. Lo paga in diversi modi, poi oggigiorno ci sono tanti modi anche non fisici per minacciare un giornalista. Sì, ci sono sicuramente quelli classici, minacce che purtroppo riguardano tuttora molti colleghi. Ci sono nuovi sistemi, perché con la tecnologia ci sono anche sistemi informatici per minacciare un giornalista, ci sono appunto ad esempio hackeraggi, ci sono poi dei sistemi che sono ancora un po' più sofisticati, che sono quelli della delegittimazione, che sono ancora più, si insinuano ancora di più nella per cercare di minare la reputazione, no? Ad esempio di un giornalista, quindi sono più sofisticati e però possono essere ancora più distruttivi nei confronti di chi fa questa professione. Per metterli in atto c'è la stessa disinformazione, o comunque l'informazione diffusa, quella a portata di tutti, quindi la rete che può essere amica e nemica, ecco, sì, in questo senso sicuramente ci sono i pro e i contro. Ad esempio l'eccesso di informazione può anche distruggere quella informazione che in realtà è stata costruita, è stata realizzata con dovizia, con attenzione. Ecco, quello che parlando prima anche fino ad ora si è parlato un po' di redazioni classiche, no? Di questi anche scontri, eccetera. Quello che ad esempio vedo io in questo momento, forse in un eccesso di ottimismo che mi caratterizza, però lo voglio essere perché cerco di essere positiva in questo, quello che stiamo cercando di creare noi, sia come IRPI, cioè questo centro di giornalismo d'inchiesta che abbiamo fondato 5 anni fa, di cui abbiamo scelto come presidente una donna, la più giovane di tutti, all'epoca aveva poco più di 25-26 anni, apposta, nonostante fossimo tutti quanti... È stata una scelta voluta. Certamente, assolutamente cercata, e con, senza alcun rimpianto, anzi... E quello che stiamo facendo sia con IRPI sia con ICIJ, che è questo consorzio di giornalisti internazionali per cui abbiamo fatto anche queste inchieste recenti dei Panama e Paradise Papers, è quello di andare oltre le strutture tradizionali del giornalismo della redazione, ma di creare delle reti di giornalisti internazionali, transnazionali, che vanno un po' a scavalcare un po' anche i conflitti e i limiti che ci sono all'interno delle redazioni tradizionali. Pensiamo che a capo del consorzio internazionale di giornalisti d'inchiesta, che ha portato queste ultime 2 inchieste, ma che comunque ha una storia di 20 anni, una delle persone che ha più avuto il ruolo di controllo è una donna, Marina Walker Guevara. E così in molte altre realtà, ci sono queste strutture adesso che veramente scavalcano e stanno creando delle forme di giornalismo e collaborazione trasversali
dirompenti. Ancora noi ce ne stiamo rendendo conto pochissimo in Italia, magari per chi come me o altri colleghi hanno cominciato a girare e a vedere insomma, conferenze internazionali in cui si cominciano a vedere sempre più questo tipo di strutture nuove, c'è una visione completamente diversa che potrebbe veramente rivoluzionare, che sta diventando qui, che è una realtà. È già una realtà, lo è già, solo che bisogna rendersene conto e bisogna anche accettarla e bisogna anche capire che i meccanismi sono cambiati e che forse questo potrebbe essere una rivoluzione. Ecco, io in questo sono molto positiva e credo che non posso prevedere il futuro, non so come andrà, ma vedo un fermento, vedo molte persone attivarsi per creare questo nuovo tipo di relazioni, quindi andare oltre la classica diciamo, redazione con la propria stanza, con il proprio spazio relegato. Ci sono una serie di nuove logiche, strutture che secondo me porteranno linfa vitale al giornalismo, soprattutto le testate in tutto questo che ruolo hanno? Ecco, le testate sono una parte, una componente, non sono più l'unica componente, sono una delle componenti di uno degli attori di un meccanismo molto più complesso, di cui loro stesse non sono più le uniche, come è stato fino ad ora, depositarie del sapere assoluto. Questo secondo me è un modello superato. Me lo auguro anche perché vuol dire ridare valore al nostro lavoro come giornalisti, rimettere di nuovo il giornalista con tutta la sua professionalità, al di là di rete, non rete, rete inteso come internet, ridare il valore a tutto il suo, quello che dovrebbe essere da sempre stato anche il suo ruolo. Insomma, questo è in parte una speranza e in parte vedo che è stata concretizzata in alcune inchieste. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, 2 minuti, TV7 Match, torniamo subito e vedremo anche altri casi di giornalisti determinati che hanno portato poi alla soluzione di casi particolari. A tra poco.